Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, ripartiamo a bomba con gli acquisti di giugno, dopo un mese di maggio diciamo tranquillo, con film comunque, dischi e pop anche che hanno dominato la scena dopo mesi e mesi di videogiochi e console. Quindi raga, io direi di andare subito, di partire a bomba e di cominciare. Allora, qua cominciamo con due film e un CD. Cominciamo dai Daft Punk, Random Access Memory, proprio in un inglese perfetto. Buon disco, lo volevo aggiungere alla collezione anche per avere qualcosa di più recente, che insomma ormai ha già più di 10 anni, credo, 10 anni se non mi ricordo, penso 10 anni. E niente, insomma me lo sono preso, appunto. Ciao. Poi questo è un film preso a 5 euro, lo aspettavo, lo volevo prendere proprio quando Amazon che ogni tanto fa queste offerte così, niente di che, però solo per la figata di Cameron Diaz. Bad Teacher, una cattiva maestra, ci stava, solo per questo, è un filmetto un po' così, però insomma c'è anche Giustino Timberlake e Jason Segel. Boh, perfetto. Qua invece andiamo su un film che non ho visto al cinema, me lo sono perso, però sapete, ma sono abbastanza un fanboy di Rocky. Qua parliamo di Creed 3 in edizione Steelbook. Eccola qua. Rosso nero, quindi è già bello per questo, però tanta roba. Per 2 euro in più ho voluto prenderlo così in Steelbooks, anche se non sono molto diciamo appassionato di questo, come si dice, di questo formato, perché comunque preferisco averli tutti uguali, però ogni tanto qualcuno ci può anche stare, quindi vai. Creed 3 e vediamo com'è il film. Sicuramente sarà diciamo rispetto all'1 e al 2, da quello che dicono comunque è un gradino sotto, staremo a vedere. Raga, continuiamo con gli acquisti. Ho fatto un acquisto di adesso non voglio cominciare una nuova collezione, anche se comincio ad averne parecchie, però mi serviva per il PC, perché per varie cose che devo fare, dopo che purtroppo le vecchie Logitech che ho prese 2 volte, che durano un anno e poi silenzio, ciao, ho detto perché non riprendere una Logitech wireless per il PC, cuffie, stiamo parlando ovviamente così da insomma avere anche la possibilità di stare in wireless sul PC, visto che era da un po' di tempo che usavo le Bose, che per carità andavano benissimo, però andava un po' scomodo per determinate cose. Allora ho optato per queste, visto che le altre, ripeto, ne ho distrutte 2 in 4 anni, ogni 2 anni, ciao, vuol dire che insomma, ho visto anche recensioni su Amazon, è un problema comune a tutti, quello che insomma si distruggevano e non si sa il perché. E ho optato per queste, le G733, colore bianco, c'era anche il lilla, volevo provare il lilla, però ho detto non mi sembrano molto diciamo mascoline come cuffie, quindi abbiamo optato per queste. Adesso cerchiamo di fare un veloce unboxing, poi le facciamo vedere anche diciamo accese. Ecco, cerchiamo di tenere la scatola perché colleziono scatole, ragazzi. Purtroppo la cosa è abbastanza ufficiale ormai. Eccoci qua. Bene, stiamo aprendo il tutto, vediamo se riusciamo a far vedere un po' di più. Eccoci qua, abbassiamoci. Penso siano top, cioè proprio top di gamma no, però per quello che mi serve a me va benissimo, sinceramente. Dal PC non ho bisogno di cuffie da 200 euro, perché l'ho pagate 110, quindi una cifra diciamo anche accettabile. Ok, qua cosa abbiamo? Ok, il microfono neanche mi serve in realtà, perché, ecco, perché usiamo chiaramente il Blue Yeti, però ci sta. Qua abbiamo per caricare il tutto. Scusate ragazzi, io gli unboxing sono due cose molto lontane. Qua abbiamo la sua custodia, che sarà impossibile da aprire perché sono rimbambito. Purtroppo lo sapete ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale. Eccoci qua. Ok. Si presenta molto leggere intanto, questa è una gran cosa. E godo. Eccole qua. Molto belle. Adesso vediamo di aprire questo. Comunque a sto punto lo teniamo perché, per carità, sì, forse è un intrigo in più, però lo proviamo più dopo. Tanto il microfono non ci serve. Ok. Questa è la parte dove si illuminano. Molto belle, mi piacciono, molto più leggere poi rispetto alle Logitech 955, non mi ricordo anche più il nome, le proprio rimosse dalla mia mente. Buono, adesso le vediamo illuminate, vediamo come pompano.
Ragazzi, tanta roba l'ho provata, veramente si sente da Dio, sia la parte musicale che video e anche giochi, quindi si gode veramente, le consiglio, tanta robina. Gli acquisti di giugno partono a bomba. Ciao! Raga, 2 arrivi velocissimi, facciamoli vedere senza perdere tempo. Benvenuti al Nord Blu-ray. Yesterday, colonna sonora. Beh, che neanche male, bravo quello che la canta, perché non sono chiaramente dei Beatles. 9 euro tra film e CD. Sinceramente, sono andato, puff, click, acquisto. Ma sì, ci sta ragazzi, venuti al Nord così ho chiuso come venuti al Sud. 2 filmetti che comunque mi sono piaciuti. E Yesterday per me è un film bellissimo, mi è piaciuto troppo. E sinceramente 6 euro di colonna sonora te la prendo e vaffanculo da Amazon UK. Mi è venuto al Nord 4 euro ragazzi. Va bene, ciao. Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di giugno. Avevo un po' di rovine. Allora, cominciamo con una colonna sonora, una soundtrack Higher, A Story of Greatness. Bellissimo film, questa è la storia insomma della Air Jordan, di come non sono riusciti a convincere Michael Jordan appunto a firmare per la Nike o Nike, lasciavo la scelta, colonna sonora meravigliosa di un film strepitoso che voglio in Blu-ray, cioè deve uscire in Blu-ray o mi incazzo, non deve essere solo digitale, quindi per cortesia voglio questo film in Blu-ray entro 3 minuti. Colonna sonora stupenda comunque. Poi abbiamo questo un ritrovo da casa di mia mamma, regalato da mio zio in montagna nel 2002 che c'erano le Olimpiadi di Salt Lake City. Che sei una merda, l'ho trovato ragazzi e lo metto nella mia discografia ragazzi di iTunes, non mi interessa, tanta roba. C'è simpatia, dimmi cosa pensi di me e soprattutto il ballo dell'umiltà, capolavoro assoluto, di uno dei dischi più belli e più storici della discografia italiana. Benissimo, dopo abbiamo i Tangerine Dream, e un The Best Of molto bello. Sto cercando uno dove c'è delle, diciamo, delle musiche ancora più iconiche, l'iconicità, come si suol dire in un italiano becero. Perfetto, beh, insomma, a parte queste cagate, comunque diciamo sono musiche new age, come si suol dire, new age. Molto interessante. Quindi Tangerine Dream o Tangerine Dream, lascio a voi la scelta finale. Poi abbiamo Ant-Man and Wasp and Quantumania con Kang o Kang, lascio a voi sempre la scelta. Ho preso quasi la edizione del cacchio perché tanto insomma film abbastanza di merda, preso solo per la collezione. E poi il pezzo forte. Ta-na-na-na, na-na-na, parapapà, è arrivato il secondo e ultimo action figure di Indiana Jones, però chiaramente non ho portato il... aspetta un attimo ragazzi, scusate, eccoci qua raga, scusate. Eccolo qua raga, in tutto suo splendore. Questo per certi versi lo volevo anche di più rispetto alla versione diciamo classica, che mi ricorda anche un po' James Bond dallo smoking. Ma qua devo per forza romperlo? No dai. Sì. Che pacco atrocissimo. Non vedo modo di non romperlo. Dai. È un po' una cagata. Eccolo qua. Mamma mia. Veramente tanta robina, Tanta robina. Ok. Adesso vediamo quale robina da mettere. No, mi dispiace rompere, è una delle cose più belle la carta. Allora, vediamo un po'. Abbiamo questo e il diamante. Allora abbiamo, aspetta un attimo, il diamante e tutto quanto. Adesso aspetta un attimo, ragazzi, cerco di metterlo a posto così poi da far vedere il tutto. Eccola qua in tutto il suo splendore, con Indiana che sta ammirando il diamante e si gode ragazzi, e si gode. Indiana versione diciamo classica,
indiana in versione fighe. E godo. Ciao! Vai raga, andiamo avanti con gli acquisti comediani di giugno. Partiamo con un po' di film. Commedie e un biopic o bio qualcosa. Lascio sempre a voi la scelta, ragazzi, perché sono una persona molto democratica. Domani c'è Intercity, il treno della finale, ragazzi, ho l'ansia. Il principe delle donne, film con Eddie Murphy, molto molto carino. Beethoven, finché mi ricorda troppo l'infanzia, non potevo non prenderlo. Tutti 5 euro sti DVD, E La figlia del mio capo. Anche questa commedia un po' così. Poi, preso, appena uscito in Blu-ray, Whitney, una voce diventata leggenda. Questo dovrebbe essere dall'autore di Bohemian Rhapsody. Speriamo sia bello, non vedo di vedermelo. Poi, raga, il chiccone, ragazzi. The Kick. Ragazzi, ho trovato la colonna sonora del primo Fantozzi e del secondo Tragico Fantozzi. Parliamo di due capolavori, sapete quanto sono amante di Paolo Villaggio, guardate solo la copertina del CD e dietro della mitica partita Scapoli contro Ammogliati. Cioè, qualcosa di meraviglioso e, ripeto, la colonna sonora è stupenda. Quella del primo poi è a dir poco afrodisiaca. E qua abbiamo il secondo con un DVD anche dove c'è il compositore che fa intervista, non so. Qua addirittura quando timbra, quando è il suo primo lavoro che lecca sui bollini, là, ciao fiori. Qualcosa di meraviglioso. Queste sono veramente due chicche atrocissime, raga, di un'atrocità quasi senza senso. Io lo dico, ragazzi, dopo lascio a voi la scelta finale. Eccoci qua. Qua, come potete vedere, sto facendo degli aggiornamenti, ho fatto un po' di cambiamenti, ho messo un po' di roba in salotto o in entrata, no scusate, intanto non è magari definitiva, però intanto ho messo in esposizione un po' di CD particolari. E niente raga, alla prossima con gli acquisti di giugno, godo. Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di giugno. Oggi ci sono 3 rovine, ma 3 robe tutte e 3 molto particolari. Allora, cominciamo con la prima che non è proprio un acquisto, ma è una roba che è arrivata perché finalmente, ragazzi, dopo 30 anni, 6 mesi e 16 giorni sono riuscito a portare a casa il Fantacalcio, nel senso ho vinto altre coppette, ma finalmente ho vinto il campionato. Allora, con l'app di Fantacalcio è arrivata questa. Ta-tan, ta-tan. Quindi, ragazzi, sono ufficialmente un campione del fantacalcio, eccola qua, fatta anche bene, guardatela, c'è molto carino il fantacalcio 2022-2023 campionato fantacalcio. Osimhen e Leao mi hanno regalato l'ambito premio, perché è molto ambito ragazzi, in tutti i bar di Caracas. E questo è uno. Aspetta un attimo. Poi ragazzi abbiamo una chicca che ce l'ho già in una versione diciamo normale uscita nel 2000, però volevo quella del 95. E finalmente ragazzi la reliquia è arrivata. Pink Floyd, Pulse o Pulse, lascio voi la scelta. Uno dei live più belli della storia. Finalmente nella versione con il LED, perché ho il DVD Blu-ray, ma non è la stessa cosa, questo è il CD, che ho già, non ripeto, in versione quella del 2000, ma questa che lampeggia è qualcosa che va al di là. Pink Floyd, Pulse, preso una cifra molto molto vantaggiosa, e godo. E poi ragazzi, torniamo con una delle collezioni storiche del Cume, che a breve arriverà il video, perché finalmente riesco ad avere, come si dice, tutti gli oggetti insieme, perché non ce li ho quasi mai, perché tra manutenzione, tra cambio batterie, tra revisione, roba così, e altri motivi, non ce li ho mai tutti insieme da poter farli vedere, anche se, ripeto, non è che ci siano pezzi mostruosi, robe così, anche perché diciamo i pezzi più pregiati comunque sono robe tranquillissime e usate anche, quindi voglio dire, i pezzoni che hanno tanti per il momento, cioè, ho buona roba assolutamente, però i super 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 con tutte le collezioni che amo, cioè, è un po' infattibile perché sennò devo fare troppe rinunce, preferisco prendere tante cose medie che una gigante. Stiamo parlando ovviamente di orologi.
ed è il secondo consecutivo, l'ultimo era il Moose Watch, e adesso siamo ancora con lo Swatch, ma questa diciamo è una riedizione del famoso Grand Prix degli anni 90 che ha riportato alla ribalta a Pradè. È diventato un orologio che volevano tutti. Questo ovviamente è diverso, è molto più grande, però è tanto tanto bello per l'estate, te lo godi tantissimo. Eccolo qua. Ho preso la versione non che puoi pagare, non ho capito che c'è il pagamento istantaneo, perché lo volevo stile retro, che negli anni 90 non c'era sta cosa, quindi mi sono preso questo, erano solo 10 euro, ma ho preferito questo qua. Ripeto, è molto molto carino, ripeto, è uno Swatch, quindi niente di devastante, però fa la sua figura. Per l'estate ci sta tanta robina e spero di riuscire a prendere anche Grand Prix, quello proprio più piccolo, cioè se l'avevo forse me l'ho distrutto, che adesso sta scendendo un po' di prezzo mi sembra, perché è uscito questo chiaramente è un po' svanito l'hype per l'altro. E niente raga, quindi ritorniamo con l'orologio, anche se spero di far vedere un giorno un acquisto di un orologio anche più pesante, ma intanto è qualcosa, è arrivato e io godo. Aspetta un attimo, mettiamolo qua in bella vista e niente raga, un saluto dal comandone veneziano, 3 acquistetti, un mese di giugno comunque potete vedere bello tranquillo, che avrà come bombe non console, non altre robe, ma Magic, perché uscirà l'espansione di Signore degli Anelli, che anche se non è tra le saghe mie preferite, anzi se sono una saga che apprezzo, che ammiro, che me l'ha fatta comunque mi ha dato la possibilità come si dice, di vederla nella maniera giusta con persone competenti, perché ho la cara, diciamo, la mia sorella praticamente, che è drogata di Signore degli Anelli, sa tutte le battute della versione estesa, quella da 12 ore e quindi sicuramente vederlo con lei ha un valore diverso perché porta a vederlo con occhi diciamo di una persona che ne sa. Io insomma mi definisco esperto di tante saghe perché sapete che amo il cinema, perché esperto vedendole tante volte, leggendo magari tutti gli aneddoti, le robe, è chiaro c'è niente esperto per quello, perché secondo me per nessun film ci vuole una laurea, cioè alla fine c'è una passione, basta guardarlo, basta entrare un po' nella parte, nei personaggi devi medesimarti nella situazione e non puoi non capire un film o una saga secondo me. Però con Scena degli Anelli ho fatto così e quindi nel senso guardarlo, poterlo vedere con una persona che ne sa sicuramente un valore aggiunto. Però appunto esce l'espansione di Magic, quindi arriverà più parecchia roba rispetto al solito, perché Magic ho preso pochissimo negli ultimi 2 anni. E c'era uno spacchettamento selvaggio che però non farò video perché non mi piace fare video di spacchettamenti, voglio godermelo tranquillo. Quindi raga, saluto il comandone veneziano, gli acquisti quelli grossi, cioè acquisti non ce ne saranno tanti perché ragazzi bisogna anche un attimo stare attenti con le spese perché non è facile quando si convive tutto, fioi. Non sponsorizzano più i genitori. Raga, un saluto del comandone, ci vediamo con i prossimi acquisti comendiari. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di giugno. Adesso cominceremo a parlare in maniera più approfondita di Magic the Gathering perché è in uscita l'espansione, sì, l'espansione, diciamo. Sì, beh, si può anche chiamare espansione, alla fine comunque il nuovo set del Signore degli Anelli, quindi ho preso molta roba che farò vedere quello cioè farò vedere diciamo, i box comprati, ma per il momento non ci saranno unboxing, cioè me le carte me le apro tranquillo con gli amici e con la fidanzata. Però porterò anche degli unboxing, quindi ci sarà anche quello. Intanto voglio far vedere delle carte singole che ho preso per la collezione che mi mancavano e che volevo, certe ce le avevo già magari in una copia, almeno diciamo di quelle costose, anche se adesso sono abbassate perché comunque sono carte che si giocavano tanto qualche anno fa, almeno averne per due e poterle giocare, visto che comunque non sono un giocatore professionista, gioco diciamo un modern comunque con regole anche cambiate tra di noi e tutto quanto e non vale la pena prendere tutte, diciamo che le prendo sia per giocare ma anche soprattutto per collezionismo. Allora cominciamo con questa. Questa ragazzi è una carta molto iconica perché è uscita proprio con la pandemia ed è stata stampata in pochissime copie, poi praticamente hanno cambiato il titolo perché praticamente Space Godzilla Death Corona. Cioè c'era il coronavirus e quindi hanno fatto bene insomma a toglierla perché era di cattivo gusto, per carità. Secondo me qua stiamo parlando di tutta un'altra roba, di un gioco insomma che non c'entra niente con la realtà, però vabbè. Quindi volevo prenderla diciamo, è una carta iconica di quel momento storico di Magic e soprattutto nostro. Poi, per due, Cryptic Command, il comando criptico. Questa non ha bisogno di presentazioni, ragazzi. Scusate che la sto leggendo
Dalla videocamera non sto capendo un cazzo. Comunque un istantaneo fortissimo, scegli due, neutralizza la magia, fa ritorno permanente in mano, tappa tutte le creature, quindi alla fine quando puoi attaccare con tutte, li tappi tutte le sue, ciao, e peschi una carta, ne puoi scegliere 2 su 4. 3 mana blu, un mana incolore. Non ha bisogno di presentazione. Ho preso le versioni così, diciamo, promotional, che mi sono costate molto meno, sinceramente. Mi va bene così. Poi ho preso una delle carte che amo di più, Confidente Oscuro. Ho già una versione, diciamo, con la ristampa nuova dell'arte, del disegno, però questo l'ho preso in spagnolo, appunto, l'ho pagata meno per questo. Non mi interessa queste cose qua, che sia italiana, spagnolo, tedesco, cecoslovacca. Almeno sono per due, con il disegno vecchio, cioè questo, e il disegno nuovo. Sì, adesso non mi ricordo l'espansione, sinceramente, però preferisco il disegno nuovo, però questa è troppo iconica. Ciao. Poi, per due, Tarmogoyf. Questa è un'altra carta che amo. Tarmogoyf. Allora, come potete vedere, c'è solo un +1, ma manca di Forte Costituzione. Allora, praticamente Forte Costituzione è data del tipo di creature, scusate, del tipo di carte che sono nei rispettivi cimiteri. Ad esempio, metti che il mio avversario c'ha un artefatto, io ho una creatura, un istantaneo, tre, perché sono tre tipi diversi, quindi 3 di attacco e 4 di difesa, perché c'è il 3 +1, quindi Tarmogoyf fa altra carta storica che non potevo non avere. Qua altro per due dello Snapcaster Mage o Mago Lancio Rapido, bellissimo, la versione vecchia, versione nuova. Quando il mago entra nel campo di battaglia, una carta istantanea nella stregoneria bersaglio del tuo cimitero ha flashback fino alla fine del turno. Il costo di flashback è pari al costo di mana, e quindi posso lanciare un istantaneo nella stregoneria del cimitero. Altra carta devastante che per esempio va in combo con il comando criptico. Poi qua ho preso questo mazzo che gioco molto su Magic Online. Visto che comunque costicchiavano, ho preso una Blood Moon, chiaramente col bordo bianco per pagarla meno, fotte sega. Le terre base sono montagne, le terre non base, scusate, sono montagne per tutti, non solo per me. Quindi se trovo uno che per esempio ha solo montagne, ha solo terre non base, praticamente lo distruggo. E questo è il Magus of the Moon, che praticamente fa la stessa cosa, solo che ha le gambe. Questi per i miei vampiri che mi mancavano. Assassino di Guldraz, bellissima carta, che è una carta, diciamo, che va che poi potenziarla di livelli, molto bella, la vedremo più nel dettaglio ma un'altra volta. Qua abbiamo, questa non potevo non prendere, la carta che mi è costata anche di più, Ragavan. Ne ho per uno, arriverò per due, però intanto ne ho presa una, stupenda, carta che è fortissima, sinceramente, soprattutto nei primi turni. Poi la sua forza è un po' più bassa, però i primi turni è devastante. Carta che adoro, ma non la caga nessuno, Monastery Mapper, praticamente ha prodezza, quindi quando giochi una magia non creatura prendi +1/+1, e soprattutto, allora faccio vedere anche in italiano così è meglio, però mi piace di più l'altro disegno. Ogni qualvolta lancio una magia non creatura, oltre a far dare +1/+1 alla carta, crea una pedina 1/1 con prodezza, cioè qualcosa di epicus. Bellissima sta carta. Poi sapete, il bianco è il mio preferito. Qua 2 Assassin Trophy, una anche in giapponese e una invece in inglese. Distrugge un permanente avversario e il suo controllore può pescare una carta, una specie di Path to Exile, però verde e nera. Altra carta stellare secondo me. Macchina della Marea, uscita alla fine con la guerra delle macchine, la cos'era, non mi ricordo neanche più l'espansione, perché non mi è piaciuta, le ultime non mi sono piaciute molto, sinceramente, personalmente, però questa è molto forte, difensore, però con un'isola perde il difensore e quindi praticamente può attaccare, non può essere bloccata. Poi si somma i +2, diventa un 5-4, e con altre cose pesca 3 carte, quindi questa è una carta, una delle poche che mi piace di Phyrexian, dei set nuovi. Poca roba, sinceramente, non mi è piaciuto quasi niente, poche carte. Capita, se magari ho avuto dei periodi con Eldraine, con Teros, che mi hanno gasato, questi un po' meno. E questa l'ho presa in per due, senza fatidica, distrugge una creatura, un planeswalker avversario, il suo controllore in daga, quindi crea una pedina artefatto che con 2 la sacrifica e pesca una carta, però molto molto forte. Quindi raga, questi sono gli acquisti di Magic, delle carte diciamo singole, qualcuna nuova, qualcuna un po' meno, e dopo farò vedere cosa mi arriverà, insomma, con l'espansione del Signore degli Anelli, e chissà che magari non becchiamo l'anello, quello che è una copia, visto che ho preso anche 2 collector. E ciao, lascio il lavoro, lascio tutto e scappo. Ciao raga, PS, sono triste, anche Tonali se n'è andato. Ciao!
Ragazzi, ecco gli acquisti comendiani per Magic con l'espansione di Lord of the Rings, Signore degli Anelli. Qua abbiamo un pre-release pack, tranquillo. Qui abbiamo invece il bundle fantastico con le terre, i dadi, le carte ovviamente e soprattutto le 4 carte che insieme compongono la scena finale, la scena madre, e si gode. E questa che è la cosa non più, cioè, la più cicciotta come prezzo, il set booster con 30 carte. Tanta roba, molto arrogante ragazzi, si gode. Mi mancano 2 booster, 2 collector che ho preso, ho fatto la pazzia, che però mi arrivano lunedì purtroppo. E invece a luglio mi arriva sempre questo, ma il gift bundle, quello speciale, con anche una collector inclusa e diverso, tutto olografico, tutto un po' più figo la scatola. Niente raga, siamo nel clima Magic. E qua c'è qualcosa, chi lo sa? No, non c'è un cazzo. Ciao! Ragazzi, chiudiamo il mese di giugno con 2, anche se qua ne vediamo uno, bustine Collector Booster del Signore degli Anelli Magic. L'ho già aperta anche perché nella voglia di aprirle, insomma, mi sono dimenticato di fare il video. 2 bustine, diciamo che me ne sono ripagata una con 40 euro di carte, poteva andare meglio o poteva andare anche peggio. Raga, saluto nel commendone veneziano, finiscono gli acquisti di giugno e si parte a bomba con gli acquisti di luglio. Ciao!